Mancano poche ore all'inizio del raduno triveneto degli alpini. A Vittorio Veneto nel frattempo si lavora senza sosta. Tutto è pronto, fra poche ore la città si appresta ad ospitare 30.000 penne nere con un indotto di 100.000 persone al giorno. Stiamo curando gli ultimi preparativi, come vedete intorno a noi i cantieri sono ancora all'opera, siamo già pronti per cominciare. Domani cominceremo appunto 3 giorni di manifestazioni, di celebrazioni nel ricordo, nella memoria, ma anche poi di festa, di goliardia, quella tipica alpina con le fanfare, i cori, i canti. Invitiamo la cittadinanza a partecipare perché abbiamo costruito un evento a misura d'uomo, secondo appunto lo stile e lo spirito dell'alpinità. La città è sicura perché tutto è stato predisposto al meglio, piano di sicurezza che è straordinario, mettiamo in campo centinaia di uomini. In città sventolano centinaia di bandiere, una fra tutte però svetta dalla collina di Sant'Augusta, 400 metri quadrati di tricolore illuminati anche di notte. Sul colle di Sant'Augusta abbiamo steso un tricolore di 400 metri quadrati, è stato calato dall'alto grazie al concorso della squadra del gruppo Rocciatori dell'ANA. Uno dei momenti più attesi sarà l'arrivo al raduno dell'Alpino Iroso, il mulo centenario delle Salmerie di Vittorio. Il Roso sta sufficientemente bene, nonostante appunto la sua vetustà, gli acciacchi della vecchiaia, però è curato a dovere e noi contiamo di averlo qua sabato mattina, nella mattinata,